Ciao, benvenuto! Nel video di oggi ti voglio parlare di tutte quelle bestie feroci che rischi di incontrare quando vai per boschi. Allora, mi è capitato spesso di ricevere domande o di leggere nei forum su Facebook domande riguardo all'incontrare animali nel bosco. Quindi domande del tipo: ma non hai paura di andare da solo? Ma quando vai di notte non rischi di incontrare l'orso? Ma hai mai visto il Bigfoot? Ecco, tutta questa serie di domande che per l'amor di Dio sono legittime, nessuno dice niente, però ogni tanto sono un po' magari troppo allarmistiche. Quindi vediamo quali sono effettivamente i fatti, di cosa dobbiamo aver paura, cosa possiamo incontrare quando ci muoviamo in natura. Innanzitutto, quello che fa diciamo un po' più paura o che genera un po' più di preoccupazione sono ovviamente i grandi carnivori. In Italia è presente il lupo, la lince e l'orso, che anche se non è strettamente un carnivoro viene inserito in questa diciamo definizione di grandi carnivori. Partiamo dal lupo. Lupo presente sia sull'Appennino che sulle Alpi. Sull'Appennino è sicuramente più diffuso e ok, sull'Appennino può essere che riusciamo a vedere il lupo, a incontrarlo anche abbastanza vicino. Sulle Alpi è un po' più difficile. Sull'Appennino è distribuito in maniera un po' più uniforme. Sulle Alpi è arrivato fino in Lessinia, dove c'è un branco di circa 7 individui, a quanto ne so, e qui in Friuli Venezia Giulia il lupo c'è, ma è solo di passaggio. Passa dalla popolazione di Narica e arriva a incontrarsi con quella italica, ce n'è 4 o 5 individui, quindi qui incontrarlo è davvero difficilissimo. Sull'Appennino invece ci sono zone dove è facile vedere il lupo. Il concetto di lupo che abbiamo qui in Italia è legato soprattutto alle immagini che vediamo della Siberia e del Canada, dove ci sono branchi enormi fino a 20 individui. Il lupo italico è più piccolino, i branchi sono formati dal massimo 7 individui e sostanzialmente ha paura dell'uomo. Evita assolutamente il contatto con l'uomo, quindi è difficilissimo imbattersi nel lupo. E se mai ci dovessimo imbattere nel lupo, questo scappa perché non ha alcuna intenzione di attaccarci, ha paura dell'uomo in quanto l'uomo l'ha cacciato per secoli. A inizio secolo era quasi sull'orlo dell'estinzione, poi attraverso delle politiche di protezione è tornato in espansione e adesso il suo numero è stabile. Il secondo grande carnivoro è la lince. Di linci ce n'è pochissime, sull'Appennino sinceramente non so se ce ne sono, sulle Alpi è presente ma ci sono davvero pochi individui, è difficilissimo da vedere, è comunque un felino, si muove senza far rumore, si muove soprattutto di notte e nelle ore crepuscolari, quindi incontrare una lince è estremamente difficile e anche in questo caso la lince non verrà mai ad attaccarci, non è un puma, non è una tigre, è un gattone che ha ben altri pensieri piuttosto che attaccare l'uomo. L'ultimo grande carnivoro è l'orso. Anche l'orso non ha una distribuzione omogenea. In Trentino Alto Adige ci sono molti individui perché c'è stato un progetto di reintroduzione. Qua in Friuli Venezia Giulia viene monitorato, ci sono credo dai 5 ai 10 esemplari che si muovono sulle montagne, arrivano dalla vicina Slovenia dove ci sono più di 300 esemplari. Anche nel caso dell'orso, il nostro orso bruno presente sulle Alpi e l'orso marsicano presente in Appennino non è il grizzly, quindi non è un bestione che se ti vede ti attacca, ti azzanna e ti sbrana, scappa, anche questo scappa. 2 casi di attacco in Trentino. Una volta che sono state svolte le indagini si è visto che in realtà la persona che è stata attaccata dall'orso è andato contro l'orso per fotografarlo, nel secondo caso sembra addirittura che questo abbia cercato di colpirlo con un bastone, quindi sono casi limite, non sono casi effettivamente di un attacco mosso dall'orso per motivi, che ne so, di fame, di voglia di attaccare. Sono dei casi particolari che vanno isolati dal contesto. In generale anche l'orso è difficile da vedere e non vuole farsi vedere, teme l'uomo, quindi a meno che non ci siano situazioni particolari di cui parliamo adesso, difficilmente vedrai l'orso e è impossibile che tu venga attaccato da un orso. In Italia c'è un altro carnivoro ed è lo sciacallo dorato. Qui al nord-est è molto presente, sta arrivando, ci sono dei branchi abbastanza grandi, è un po' più grande di una volpe,
anche questo è un carnivoro, non è strettamente carnivoro, mangia anche altre cose, però comunque un predatore. E anche lui però non crea problemi per l'uomo. Poi che altri animali possiamo vedere? Beh, gli ungulati. Gli ungulati, vabbè, cervi e caprioli non dovrebbero, no, insomma, non dovrebbero portare alcun problema. Si possono avere dei problemi con i cinghiali. Ovviamente anche questi non è che attaccano così per gioco, però sono animali, possono essere anche dei predatori. Il cinghiale preda soprattutto piccoli caprioli e non disdegna la carne. Anche nel caso del cinghiale però non è che attacca deliberatamente, ci devono essere delle situazioni particolari. E ad ogni modo, se vediamo un cinghiale non è che gli corriamo incontro urlando per fargli una foto o farci un selfie, bisogna comunque mantenere le distanze, perché sono tutti animali selvatici che hanno paura dell'uomo, ma in determinate situazioni questa paura può portarli ad attaccare l'uomo. Quindi, quali sono queste situazioni per cui gli animali possono diventare pericolosi per l'uomo? Innanzitutto sono i cuccioli. Se un animale, che sia un grande carnivoro o che sia il cinghiale, ha i piccoli e noi andiamo a disturbarli, ecco quello è il caso più facile in cui possiamo essere attaccati. Un altro caso potrebbe essere che magari stiamo salendo un crinale, l'animale è esattamente nel versante opposto, quando arriviamo in cima lui non ci ha sentito, magari anche l'aria spirava in faccia a noi, quindi lui non ci ha neanche sentito attraverso gli odori, lo cogliamo di sorpresa, questo si spaventa e potrebbe attaccarci. Ma anche in questo caso non va sempre così, non è che attacca, il primo attacco solitamente è un finto attacco. L'animale porta un attacco finto per vedere qual è la nostra reazione. Questi comunque sono casi che avvengono quando siamo veramente vicini. Se vediamo l'animale, se abbiamo la fortuna di vedere l'animale da lontano, ovviamente non dobbiamo andargli incontro. Se il nostro sentiero va in quella parte, o aspettiamo 10 minuti, un quarto d'ora, facciamo magari rumore, ci facciamo vedere da lontano. Meglio non fare rumori forti, magari iniziamo a parlare, anche se siamo da soli. Inizia a parlare e fatti sentire, in modo che l'animale sa che ci sei, se non si è già accorto. Quindi tu aspetti, lui se ne va e poi prosegui, altrimenti ti giri e torni indietro. Mai andare incontro, far foto e robe, lascia perdere. Se gli vuoi fare una foto usi il teleobiettivo e sei a posto. Un altro aspetto che può portare un animale a comportarsi in maniera un po' diversa, cioè soprattutto a non aver paura dell'uomo, è nel caso sia ammalato. Ci sono stati dei casi in cui degli stambecchi hanno caricato degli alpinisti perché questi soffrivano di rogna sarcoptica. Anche nel caso della rabbia con la volpe, il lupo a dire il vero non lo so, però se gli animali soffrono di alcune malattie, il loro carattere diciamo cambia e potrebbero avere degli istinti aggressivi verso l'uomo, ma sono tutti casi limite, non sono la normalità. Poi, in ultima cosa, bisogna dire che quando si incontrano, che questi animali, per incontrarli bisogna muoversi in determinate ore. Ormai, tutti gli animali sono praticamente crepuscolari, si muovono maggiormente la mattina presto, la sera tardi e durante la notte. Quindi se ci muoviamo di giorno difficilmente li incontreremo. Ecco che, magari se vi muovete in zona di orso, di lupo, la mattina presto, la sera tardi, soprattutto i cacciatori si muovono durante queste ore, ma magari anche se andate a dormire nel bosco, fate bushcraft, ecco che allora in quel caso bisogna prestare un po' più di attenzione, perché appunto gli animali in queste ore tendono a muoversi un po' di più. Ecco, tutto lì, non è che sono più aggressivi o altro, semplicemente c'è una probabilità maggiore di incontrarli. Parlando di mammiferi, quelli di cui dobbiamo avere più paura sono i cani randagi. Purtroppo in certe zone d'Italia ci sono branchi liberi di cani randagi. Questi sono estremamente pericolosi perché a differenza degli animali selvatici non hanno la paura dell'uomo. Quindi il grosso problema con i cani randagi è appunto questo, che loro non hanno paura dell'uomo, quindi può essere che attacchino. Questo è un problema relegato a certe zone d'Italia. I branchi di cani randagi liberi non si trovano dappertutto, per fortuna. Cosa fare in questo caso? Innanzitutto se li vediamo andare via subito, neanche aspettare, girare i tacchi e andarsene nel più breve tempo possibile, perché sennò se i cani sono di grossa taglia possono diventare davvero pericolosi. Una soluzione che ho letto in un forum potrebbe essere uno spray al peperoncino. Se ti muovi in zone dove ci sono questi branchi e bene o male si sa dove stanno, portati uno spray al peperoncino, potrebbe essere una soluzione
davvero interessante per evitare di passare dei guai abbastanza seri. I cani randagi sono probabilmente in Italia, per quanto riguarda i mammiferi, una degli animali più pericolosi che si possano incontrare per boschi. Bene, adesso abbiamo visto gli animali grandi, no? Però, a dire la verità, al di là dei cani randagi, questi non, come ti ho detto, non sono effettivamente così pericolosi. Ciò che è pericoloso sono gli animali più piccoli. Ora io adesso li chiamerò insetti in maniera generale, anche se non sono insetti. Ma diciamo, no, per semplificare le cose, mettiamo nella categoria insetti. Cos'è veramente pericoloso? Le zecche, innanzitutto, la processionaria e un ragno, che si chiama ragno violino, che è uno dei ragni velenosi presenti in Italia. Oltre a questi, che come ho già detto li chiamo insetti, anche se non sono propriamente insetti, ci sono i rettili. Parliamo dei rettili, la vipera. Ho già fatto 2 video sull'argomento, te lo lascio qui sotto in descrizione, vai a vedere quelli e scopri tutto su perché le vipere sono pericolose. Poi cosa abbiamo? Allora, abbiamo detto le zecche, c'è un video sulle zecche, anche questo, dove spiego bene perché sono pericolose. Brevemente, sono pericolose perché possono portare malattie. Qui in Friuli Venezia Giulia la più pericolosa è l'encefalite da zecca, ma anche le zecche delle altre zone d'Italia possono portare delle malattie come il morbo di Lyme. Comunque trovi tutte le informazioni nel video sulle zecche, che te lo lascio qui, e anche quello sotto in descrizione. Altro insetto pericoloso è la processionaria. La processionaria del pino della quercia, anche questa può essere pericolosa, come estremamente pericolose possono essere le vespe e i calabroni. Se ci punge una vespa non è un grosso problema, quando ci punge un intero alveare si possono passare dei guai veramente grossi, soprattutto se si è allergici ovviamente. Infine i ragni, in Italia sono presenti alcune specie di ragno velenoso, uno dei più pericolosi è il ragno violino, che questi possono mordere e causano soprattutto dolore e se non curati possono portare a delle complicanze davvero gravi. Bene, allora abbiamo visto quali sono gli animali pericolosi presenti in Italia. Ce n'è diversi, ma come credo di averti spiegato abbastanza bene, non bisogna preoccuparsi più di tanto. Bisogna semplicemente stare attenti e seguire alcune regole. Ovviamente se si è allergici a determinate punture o cose bisogna stare un po' più attenti. Nel caso degli animali più grandi, degli ungulati, dei grandi carnivori, come ti ho detto, se si vedono mantenere le distanze, non frapporsi tra loro e la via di fuga, attenzione ai piccoli e soprattutto non gli si dà da mangiare, ma questo vale in generale dal capriolo al lupo. Per quanto riguarda gli insetti, attenzione, le zecche, attenzione all'erba alta, attenzione nel bosco, vipere, occhio, erba alta, non mettere le mani sotto i sassi. La processionaria, ho scritto un articolo sulla processionaria, te lo lascio sotto in descrizione. Anche con la processionaria i boschi infestati si vedono e poi il periodo pericoloso è abbastanza breve, a inizio primavera, dopo questo problema non c'è più. E poi che altro? I ragni, anche quello, insomma, bisogna stare un attimino attenti, soprattutto quando magari si fa bushcraft, ci si distende nei prati, ci si siede nel bosco. Anche, non so, se ci si toglie la maglia, la si appoggia allo zaino, bisogna prestare un attimino di attenzione, bisogna avere un po' di cognizione di causa, non fare le cose così. E se si sta attenti non si ha nessunissimo problema. Bene, allora io credo di averti detto tutto. Se hai altri animali, altri insetti da segnalare, fallo sotto nei commenti, magari li aggiungo poi in descrizione. Allora, spero che il video ti possa essere utile, spero ti sia piaciuto. Io ti ringrazio per avermi seguito. Se sei già iscritto ti ricordo di attivare la campanella che c'è tra il nome e il mio numero di iscritti, perché YouTube ha cambiato il suo algoritmo e a quanto pare se non è attiva la campanella non mostra i nuovi video. Invece se non sei iscritto ovviamente ti invito a farlo. Ti ringrazio ancora per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, alla prossima!